Rieccoci a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì del gruppo TV7, ospite avete visto e ci stiamo divertendo, mi hanno detto Giorgio stai facendo una cosa troppo seria, in effetti è vero, adesso cambieremo sicuramente in quest'ultima parte, cambieremo modo di condurre o di fare la trasmissione. Allora andiamo a vedere un pezzettino del vostro nuovo spettacolo, che ricordo ci sarà a sabato sera alle ore 21 al Teatro Verdi, vediamolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora ragazzi, se adesso volete ripetere i movimenti che facciamo noi ne saremo felicissimi. Tanto li conoscete già perché li fate già tutti i giorni. Cellulare jouer, rispondere, stringere, allargare, scorrere, rassegna stampa, non c'è campo, batteria, Bluetooth, viva voce, selfie con bastone, bastone senza selfie, digitale, mouse, vibrazione, sfaccente, tweet, WhatsApp, Instagram, aggiornare, scaricare, lettera, testamento, pugno sotto al mento, orologio a tradimento, Facebook. Questo è altro sabato sera al Teatro Verdi, messaggi, ne arrivano moltissimi, altri 3 o 4, vi va bene? Vai, via, subito altri 3 o 4 messaggi, vediamo che vogliono... E Michael come sta? Ciao Daniela. Michael chi sarebbe? Il fantomatico figlio della signora Giancarla del Come sta questo Michael? Allora fa così, la signora Giancarla chiamava suo figlio. Michael sta sempre bene perché vive costantemente tra gli 8 e i 10 anni. Da 20 anni a questa parte non è mai cresciuto. E la mamma chiamava il figlio perché tornasse a casa. Michael! Sto tenendo il volume basso per non far esplodere. Puoi fare esplodere, Carlo, prego. Michael, muoviti, via in casa che sei pronto. Ecco, questo era il richiamo. Secondo messaggio, andiamo a vedere il secondo messaggio, Nicola. Cari Carlo e Giorgio, sapete che siete seguiti tramite internet anche da giovanissimi ammiratori italiani residenti a Boston. Non abbandonate i vecchi personaggi, tanta fortuna e auguri. Vi ricordo che ovviamente noi ci vedono in streaming in tutto il mondo. Chi ci sta seguendo l'abbiamo dimenticato di dire. Amici, allora metteteci in contatto con un teatro a Boston dove possiamo portare lo spettacolo. Va detto che è sempre piacevole e per noi è ancora strano che ogni tanto arrivano le statistiche, no? Che ti leggono i dati che arrivano da internet, Facebook e vediamo che effettivamente c'è comunque una comunità sparsa nel mondo che ci segue. Guarda, altro messaggio. Sì, e dopo torniamo alla tecnologia perché è legata allo spettacolo. Dopo vi do il microfono, fate quello che volete, non vi faccio più domande. Volevo salutare Carlo Giorgio e fare loro i complimenti per il loro spettacolo da Manuel, il postino di Mestre. Anche il postino si ricorda di voi. Potrebbe essere il titolo di un film, il postino di Mestre. Un giallo magari. Vediamo l'ultimo, andiamo a vedere l'ultimo di questa parte. Potete fare il pilota e il marinaio Giotti, siete super, Claudio ve lo chiede. E qua è sempre quel discorso di prima della musica in sottofondo, con i migliori danni, quel momento di nostalgia e tutto. E allora il capitano e il marinaio. Il capitano che faceva di fronte a qualsiasi tipo di domanda, Lozzo, sì, ci hai sentito Cicci? E il marinaio. Capitano, niente, abbiamo un grosso problema a bordo qui perché si è rotto il computer di bordo. Ogni volta che partiamo in navigazione si blocca e il computer di bordo non funziona, non capisco, eppure sulla scatola c'era scritto Palmare. Palmare, perfetto, è simpaticissimo. No, dicevo, scusami, legato alla tecnologia, il fatto che ci vedano in streaming da Boston, piuttosto che da altre parti che ci arrivano segnalazioni di qualcuno che guarda i nostri filmati su YouTube dal Giappone o da altre parti, è la grande conquista della tecnologia di cui parliamo appunto nello spettacolo I migliori danni.
che poi dopo la differenza la fa sempre l'essere umano, come utilizza questa tecnologia. E qua torna sempre la parola essere umano. Sì, la differenza la fa Non è sempre casuale, l'uomo, Giorgio, ma le innovazioni, perché nello spettacolo raccontiamo come da che mondo è mondo c'è sempre stato chi ha accolto con piacere, con entusiasmo ogni novità e chi invece l'ha sempre criticata e l'ha sempre vista non di buon occhio. Ecco la domanda di prima, dove volete andare, se avete un sogno? No, il migliorarsi, che è insito nello spirito umano, no? Ecco, e allora l'uomo ha sempre voluto migliorarsi e superare un limite. Di fronte a questo superamento, sia dalla ruota, il fuoco o adesso lo smartphone, si è sempre sentito rispondere l'inventore. Ma era necessario. E quindi noi partiamo dalla ruota, che ci sarà sempre stato sicuramente qualcuno che avrà detto dice, cosa serve? Dice, e gira, no? Gira. Ma era necessario. Ma come era necessario? Ma prova a pensare, con uno facciamo la carriola, con 2 la bicicletta, con 3 il triciclo. E con 4? Una rivista mensile, 4 ruote, no? È vero, molto bene. Allora vediamo l'ultimo spezzone del vostro spettacolo, che ricordo sarà sabato sera alle ore 21 al Teatro Verdi a Padova. Andiamo a vederlo. Ragazze, oggi auto nuova, ore 12, sto raggiungendo mio marito in concessionario. E chiunque legga quel messaggio immagina già la scena. E infatti lui, il marito, è a macchina del suo. Ma la cavaria anche già scelta. Bella, nera, sportiva, cabrio. E col venditore ha pure azzardato un... È questa, è lei, la prendo. Davvero? Sì, certo. Sì, va bene, dai. No, davvero, cioè, l'unica cosa... Ah, ecco. Devo prima... Dai, dillo. Parlarne con mia moglie. Ah, ti hai visto? Quest'auto lui non la comprerà mai. O perlomeno non questa. Infatti appena arriva la moglie al concessionario Si mette a fissare la macchina senza nemmeno il bisogno di parlare. Amore, è questa, hai visto? Cosa dici? Ti piace? Ma come non ti piace? Amore, guarda che è nuovissima, ci danno 7 anni di garanzia. Ha il motore nuovissimo, è un turbo diesel, è silenziosissimo, anche se si tratterebbe di un turbo diesel di ultimissima generazione, Volkswagen tra l'altro. Poi ha il controllo di stabilità, ABS, airbag. Ma cosa se Dio dice? Cerchi in Lega. Ma una donna in macchina è già tanto se si ricorda di fare la benzina, no? Le chiedi, amore, hai pagato il bollo? Bollo? Hai portato la macchina a fare il tagliando? Tagliando? All'uomo interessano tutte queste caratteristiche tecniche, potenza, cilindrata, cavalli. Ma per la donna cavalli è solo uno stilista. La donna compra con gli occhi. A me piace quella. Quale? Quella con gli specchietti fucsia, le maniglie rosa e il lettore MP3. La Pinky Pinko. 57.000 euro, amore, ma ti sei fulminata. Poi sinceramente io ho guardato anche quella prima, guarda che come prestazioni non è granché. Beh, non sarebbe l'unico caso in famiglia. Comunque questa è troppo piccola, guarda il bagagliaio, non c'è nemmeno posto per il passeggino. Il passeggino? Ma se ti sei in menopausa da 10 anni! Questo e tanto altro sabato sera al Teatro Verdi nel nuovo spettacolo di Carlo Giorgio. Senti, abbiamo ancora una decina di minuti, dite quello che volete voi, abbiamo fatto tutte le parti serie, io ho fatto l'intervistatore serio, serio, adesso potete fare tutto quello che volete, dirmi tutto quello che volete, arrabbiarvi, fare quello che volete, insultare. No, visto che, ecco, per esempio, abbiamo visto il video qua, ecco, la tecnologia ti permette anche di riguardarti. Vedi che ritorni serio, Giorgio. Ma no, di guardarti e di migliorarti, no, di migliorarti. Allora, i migliori danni parla di tecnologia, ma la tecnologia
tout court, come si dice a Sì, Parigi. come ti dicevo, di A innovazione, nel senso che partiamo dall'invenzione della ruota per arrivare allo smartphone. Sì, ma appunto, ma allora l'importante è questo. Ad esempio, non dobbiamo pensare semplicemente... In uno spettacolo avete creato il mondo, più o meno, no? Ma grosso modo, quindi non è semplicemente la tecnologia oggi, quindi lo smartphone, che è importantissimo, perché tra l'altro bisogna avere anche un po' di buonsenso, perché il nonno, caro Giorgio, non può continuare a vivere nella preistoria. Allora per il suo compleanno gli regaliamo un bel iPhone 7. Tieni nonno, auguri. Che bello, è un rasoio elettrico. Ma no, nonno, è un telefono. E a chi devo telefonare, che i miei amici sono tutti morti? Ha una fotocamera eccezionale, nonno, un display da 84.000 megapixel, un processore da 64 GHz. Guardami, nonno, guardami. Il sistema operativo è compatibile sia col PC che col Mac. Ma i gettoni dove vanno? Oh. Ecco qua. Ma quindi, ecco, ad esempio, non semplicemente questa, ma in generale, ad esempio, è stata una grande innovazione anche quando è stato inventato, ad esempio, il ferro da stiro. Sì, Il ferro da stiro, e tutte le donne, no, avranno detto, ma il ferro da stiro, ma era necessario. E invece, se pensiamo alle nostre perché mamme... tu non lo sai, ma stirare È una rottura, stirare. Intanto, Giorgio, vuol dire, tu stiri mai, Giorgio? No, Ma intanto vuol dire tirare fuori l'asse. La tolla. Che siccome è pratico, Giorgio, hai avuto la bella idea di incastrare tra l'armadio e il muro. Davanti? No. Dietro l'aspirapolvere. Un scatolone dei trighi. E la ciclette. Un quadro di tuo zio pittore. Il moccio. L'albero di Natale di plastica. E un pianoforte a coda. Praticamente un trasloco ogni volta che devi stirare. E poi, una volta tirata fuori la tolla, là, bisogna aprirla. Giusta però. Perché grazie ad un simpatico meccanismo a molla. Al quale negli anni hai sacrificato più di un dito. La tolla, l'asse si apre solo a scatti. E mai quello giusto. Ecco, o 17 centimetri o 2,35 m. Va bene, dai, stiro così. E bisogna ricordare anche che cosa sarebbe un mondo senza il ferro da stiro. Sarebbe un mondo strapazzato. Vorrebbe dire negare una delle ragioni più importanti di vita della nostra madre, no? Le nostre mamme. Che ti dicevano? Che sembrava non vivessero altro che per dirti... Ma ti va fuori sti stati? Dammi che a camisa che dà una stirada. Che dopo è gente dice, ma non gana mamma che il figlio. Vero. Sono cose vere, tra l'altro, messe così. Chi è il leader di voi due? Chi è il leader di voi due? Non ci sono leader. Siete due leader? Primus inter pares. Siete primus, un'unica persona, giusto? No, di solito ci integriamo a vicenda. C'era Cocchi Renato, diceva era Cocchi il leader, Guarda, magari al pubblico, per il pubblico, invece voi Guarda, vi integrate alla grande. Per salutare Stefano Trevisanello, che ha chiamato prima, siamo Pulici e Graziani. Pulici, è una bella accoppiata. Siete tifosi di calcio, a proposito? Di calcio, sì, guarda, ci sarebbe primo inter pares, ma però non seguo. Sì, non seguo, sai. Beh, dai, si sta riprendendo. Invece tu, caro, sei tifoso di calcio? Sarei juventino. Saresti juventino? Sarei juventino. Beh, sono una bella lotta tra Inter e Juve, polemiche a non finire. Beh, no, ma avete mai fatto sketch per quanto riguarda certe pratiche sportive, gli arbitri, qualcosa di questo tipo? Sì, qualche anno fa, agli esordi proprio facevamo anche un mister con un giocatore che stava sempre in panchina, uno sketch che si svolgeva tutto in panchina. Me lo ricordate un po'? No, è impossibile. Abbiamo rimosso. L'unica cosa che mi ricordo... Giorgio, ho fatto una domanda che non avrei mai dovuto fare, questa proprio... Però, guarda, mi ricordo semplicemente che il tecnico lo facevo io e si chiamava Spallino ed era un po' la parodia di Spalletti. Ma perché all'epoca c'era Spalletti che allenava a Venezia, quindi era intorno al 2000 forse. Sì, più o meno. E sempre nel vocabolario del veneziano, ecco, il veneziano, in realtà il giocatore che in realtà non entrava mai, stava sempre in panchina, si chiamava Cauterio, e Cauterio in veneziano è una persona che si lagna sempre, no? Si lamenta sempre, trova sempre qualcosina di cui lamentarsi, per cui quando diceva preparati che entri, diceva no, ma mi trovo... Facevamo questo giocatore che si lamentava sempre perché non entrava, e quando aveva la sua chance di entrare trovava sempre una scusa. Scusa. Sentite, siamo quasi in conclusione. Mi è venuta così in questo momento. Io ho visto degli spettacoli in piazza San Marco, da Snavur, Ranieri e tanti cantanti così. Vi hanno mai chiesto di fare uno spettacolo in piazza San Marco? In piazza San Marco? No, non ce l'hanno chiesto. Mi piacerebbe
farlo in una no, piazza così a onor del vero va detto che anni fa, tipo una decina d'anni fa, facemmo un abbiamo partecipato a un piccolo intervento in piazza San Marco, piazza San Marco e effettivamente l'atmosfera era molto bella, però eravamo primus inter pares, cioè eravamo tra i tanti, tu dici se ci piacerebbe avere una serata solo per noi, una prima serata a San Marco. Ho fatto questa domanda essendo veneziani ovviamente, no? Sarebbe bello, però guarda, non sta a noi, non dipende da noi. Certo. Quando inviterai il sindaco di Venezia farai questa domanda a lui. Vabbè, ma sai, lo chiederò, mica, se volete lo chiedo anche al Presidente della Regione Zaia che viene spesso a trovarmi, proprio dove siete seduti ma anche voi. al Presidente della Repubblica magari. Lo chiediamo. Ma perché non a Donald Trump, così. Sentite, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, ovviamente io vi ringrazio di aver partecipato, io vi auguro davvero un grosso in bocca al lupo per questo spettacolo, per sabato al Verdi e per le date che ora le ricordo. A proposito di tecnologia, no, ma guarda, io ti dico che per essere aggiornati sulle nostre date basta visitare il sito carloegiorgio.it o la nostra pagina Facebook Carlo e Giorgio. Esatto. E dopo il Verdi a Padova il 4 marzo saremo il 5 a Cavarzere, il 9 a Bologna. Voglio vedere se sbaglio la data, ma arrabbio con lui. Il 9 a Bologna, il 10 a Portogruaro, l'11 a San Polo di Piave, il 16 ad Arzignano, in aprile saremo poi a Verona, 13 aprile e 22 aprile a Mantova. Perfetto, ha detto tutto perfettamente, è stato davvero bravissimo. Nel ritornare a quello che stavo dicendo, io vi ringrazio davvero, grazie. Vi auguro un in bocca al lupo perché ve lo meritate, un successo come lo state ottenendo, mi auguro che si moltiplichi, incrociate le dita che dovete incrociare. Io tutti gli ospiti che vengono a trovarmi in questa trasmissione, dovete parlare una alla volta in questo caso, dico e chiedo il pensierino della sera, inerente a tutto quello che volete dire, alla vita, ai problemi della vita, al lavoro, quello che volete. Carlo, hai un minuto di tempo, la telecamera ti inquadra e puoi dire quello che vuoi. Un minuto di tempo. No, ma non deve 30 secondi fino a dove vuoi arrivare. Se rifai il primo piano, Nicola e Claudio, prego. Allora io a Carlo. A Giorgio, vai Giorgio. Carlo hanno fatto apposta. Allora io non sono pronto, E non era pronto a Carlo, hanno fatto... hanno capito adesso chi è Carlo Giorgio, aspetta che vediamo la regia perché succede anche questo. No, ma io inizio a parlare. Prego, solo, ma non è per interesse personale, ma dico solo alla gente: uscite, andate a teatro, andate al cinema, andate a vedere spettacoli dal vivo, non rinchiudetevi in casa e non guardate gli spettacoli filtrati da una telecamera, da un telefonino, da una fotocamera. Andate a vedere gli spettacoli dal vivo perché sono quelli che vi regalano sempre qualcosa in più rispetto al mezzo artificiale, insomma. Giorgio? Eccolo Giorgio sta arrivando, e che dire, è una cosa importante, nel senso mi stai chiedendo una cosa importante. Quello che vuoi. Sento tutto il peso di questa responsabilità, no, semplicemente che cosa posso dire? Ecco, quello spirito della passione, la passione, mettere la passione in ogni cosa che si fa, ecco, le persone hanno bisogno, cioè c'è bisogno di fare le cose con passione e dedizione, e questo magari ci permette di realizzare un sogno, il sogno di ciascuno di noi che si porta dentro. Grazie. E questo ci rende la vita un po' migliore. Grazie Giorgio, grazie Carlo, in bocca al lupo per, come vi ho detto prima, per quello che succederà per il vostro imminente futuro, e grazie di aver partecipato a Primus Inter Pares. Grazie a te e buonanotte a tutti. Grazie. Invece io saluto i nostri telespettatori e do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.